A fianco a Piazza Erbe si apre quella che durante l'Ottocento veniva chiamata il Salotto di Verona. Piazza dei Signori è uno spazio raccolto e armonioso nella forma geometrica e nelle proporzioni delle architetture. Ogni via d'accesso è coronata da un arco e da statue dei cittadini illustri della storia veronese. Pur essendo nel cuore del centro, ogni persona che si addentra nella piazza percepisce immediatamente la calma e l'allontanarsi dei rumori della città, un'atmosfera che fa guardare incantati le bellezze dei secoli passati. Qui, durante il Medioevo, furono costruiti i principali edifici delle istituzioni pubbliche. Per primo il Palazzo del Comune, riconoscibile per la tipica muratura in tufo e mattoni. Questo divenne in epoca veneziana il Tribunale di Verona e da allora cambiò il nome in Palazzo della Ragione. Lasciandosi alle spalle Piazza Erbe, si presentano agli occhi dei visitatori i palazzi scaligeri, dove risiedevano appunto i signori della città nel XIII secolo. Partendo da destra si vede il Palazzo del Capitano, con un'alta torre merlata dal tipico aspetto medievale, mentre la facciata, firmata da San Micheli, è del Cinquecento. Sul lato corto della piazza si impone la Reggia Scaligera, più volte rimaneggiata nel corso dei secoli, e sulla sinistra si trova la splendida Loggia del Consiglio. Questa risale alla fine del Quattrocento. È un esempio ammirevole di architettura rinascimentale per l'armoniosa successione degli archi e la raffinatezza delle decorazioni scultoree. Ma nella Piazza dei Signori il protagonista viene ricordato con la statua che occupa il centro della scena. È Dante Alighieri, il più grande scrittore della letteratura italiana, che durante l'esilio da Firenze è ospite presso Can Grande della Scala, che verrà cordialmente ricordato nel paradiso della sua Divina Commedia.